Abbiamo bisogno di medici, di operatori sanitari, di infermieri e sono esattamente quelle professioni sanitarie che sono contingentate. Malgrado la ricerca di medici continui a essere spasmodica sia da parte delle strutture pubbliche che di quelle private, la ministra dell'Università Maria Cristina Messa ha confermato che l'accesso ai corsi di medicina rimarrà a numero chiuso. Impossibile sia per gli atenei che per gli ospedali stessi, dice, assorbire una quantità maggiore di studenti. Si lascia però così ancora una volta senza soluzione un problema che il presidente del Veneto Luca Zaia denuncia da ben prima del Covid. Io resto sempre di un'opinione che il numero chiuso non ci voglia e che la selezione non va fatta con il test d'ingresso, ma va fatta strada facendo, anche perché un bravo chirurgo non è che lo selezioni con un test, con le crocette, chiedendogli il colore del cavallo di Napoleone o altre menate del genere. Lo valuti in sala operatoria, nelle esercitazioni, valuti la sua preparazione quando preparerà gli esami di chirurgia. C'è il rischio, dice Zaia, di lasciar fuori ragazzi destinati a diventare dei buoni professionisti e a dare il ricambio anche a chi sta affrontando oggi la pandemia, curando negli ospedali per lo più non vaccinati, come l'ormai ex attivista Novax Lorenzo Damiano, al quale Zaia augura una pronta guarigione. Dall'altro però mi sono venute in mente, leggendo le sue parole, tutte le manifestazioni che ha fatto attorno a casa mia, predicando tutto il contrario di quello che ha detto in quell'intervista. E la domanda che mi faccio: quante persone, in base a quello che è stato detto, hanno deciso di non vaccinarsi? Magari si sono anche messe nei guai dal punto di vista sanitario perché si sono curate male o non sono state curate. La verità è che se qualcuno ha la soluzione per svuotare gli ospedali ce lo dica e non ci vengano a dire basta curarli a casa.